da quando è esplosa quella bomba nucleare 5 anni fa non è più la stessa cosa. È molto brutto per me vivere in questo bunker che è anche brutto, cioè. Qui c'è John perché è morto, mannaggia, è il mio unico amico, come cacchio è fatto poi a morire, non lo so. Ci vogliono 7 anni per decomporsi, non so come è fatto a morire se sono passati solo 5 anni da quell'esplosione nucleare. Cioè praticamente sono passati 5 anni da un'esplosione nucleare che praticamente io stavo a casa mia facendomi non si può dire miei, è esplosa una bomba nucleare e io ero lì svenuto tra le macerie della mia casa e all'improvviso mi sono svegliato in questo bunker. Non so come sia possibile, però vabbè. E qui c'è anche il pericolo di radiazioni non aprire. Poi c'è sta botola che non mi è permesso aprire, non so perché. Il capo, diciamo così, il capo di questi bunker non ci ha detto di non aprire mai questa botola, perché ci potrebbe essere qualcosa di molto brutto qui sotto e io non la aprirò, magari in un altro episodio. Questa è la porta di decontamino un po'. Ok, mi sono decontaminato, anche se non devi fare cacchi. Fuori non ci vorrei proprio andare. E poi io mi sono stancato di vivere per zuppa e pane, non ce la faccio più. Guarda qua, solo zuppa e pane. Ma queste sono gabbiette. Sono gabbiette per scarafaggi. Gabbiette per scarafaggi, ma che cacchio mi servono? Vabbè, giusto perché ci sono, le metto un po' qua a caso, anche un po' vicino al mio letto, non vorrei che ci fossero degli scarafaggi dentro. Vabbè, qua c'ho il mio coso, poi qua c'ho la bottiglietta d'acqua che infatti è un po' siete molto buona. Purtroppo dovrei prendere questa qua, mi sa. Se prendo quest'acqua non riesco manco a prenderla. Ho preso quest'acqua. Vabbè, dovrei aspetta, per decontaminarla la metto qui dentro. Ok, speriamo che si decontamini presto. E qui no, già, un zombie. Cosa ci fa un zombie lì? Che diavolo? Avvelenato. Aia, che diavolo è successo? Che male. Non ho niente per curarmi. Intanto qua si è fatta. Ok. Mamma mia. Ok, non ci sono più. Questa è un'altra stanza di decontaminazione. È strano perché qui non c'è niente. Vabbè. E io non vorrei proprio andare fuori. Però vabbè. Sento anche dei parassiti nelle vicinanze. Perché sì, in questo mondo gli umani o vabbè quello che erano, gli animali pure, sono stati tutti quanti contaminati, quindi ora si chiamano parassiti. E ne ho visti alcuni, cioè praticamente ero un po' svenuto, quando mi hanno portato qua ero un po' svenuto e un po' sveglio, e quindi avevo visto un giro dei parassiti, perché mi avevano portato con una jeep, poi non lo so, non mi ricordo niente di quella volta, solo queste cose, e non mi ricordo neanche chi è stato a portarmi qui. Penso il generale di questi bunker, ma non lo so. Vabbè, questo è il mio gabinetto, bello questo gabinetto.
chiudiamo, non serve a niente. Non mi è venuto ancora fame. Sono quasi sera. Io vorrei sapere se c'è qui sotto, però non so se posso aprirla. Forse serve una chiave per aprirla. Qua la porta potrebbe aprire, ma non è il momento. Devo aspettare solo la notte. E mi addormenterò e poi al mattino penso di poter andare fuori. Questa è la mia tuta decontaminazione, quindi la prendo già. No, ho sbagliato. Ok. Si chiama giubba antiradiazioni, tutte antiradiazioni. Al posto della mia armatura base. E questa è la mia maschera antigas. No, ho sbagliato. Mannaggia. Ok. Ecco. Maschera antiradiazioni. Ecco. Ok. Ora sì che sono pronto. Mettiamo questa qui. Ok. E domani sarà il giorno in cui andrò finalmente fuori. Cioè, in questi 5 anni non ho mai provato ad andare fuori. E questo sarà il momento. Aspettiamo la notte. Ok, è finalmente notte, come dice il mio orologio. Ed ora di andare a letto. E domani mi alzerò e andremo fuori. Oh, buongiorno! Cioè, non è bello questo giorno. Però mi dovrei portare cosa prima di andare fuori. Ok, mi porto un po' di pane. Va bene. E ora... Cosa? Ma cosa diamine è successo?